Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video vediamo un altro trucchetto. So che in fondo sotto sotto vi piacciono i trucchetti, quindi ogni tanto ve li ripropongo. Allora, siamo ancora nella partita spagnola. Ve la sto riproponendo perché la sto studiando, la sto rivalutando, dato che non sono mai stato un giocatore dai 4-5, però studiandola devo dire che mi sto appassionando, quindi vi ripropongo il frutto dei miei studi. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, A6 e prendiamo in esame la manovra di cambio. Ok, siamo in questa situazione. Ora, diciamo la più gettonata è a rocco corto e in questo caso solitamente si gioca alfiere di 6. Ma il nero ha una variante più aggressiva e se non la conosci puoi cadere nel suo tranello che è alfiere G4. Ci sta, l'alfiere inchioda questo cavallo, dietro c'è la donna, non lo può muovere, è fastidioso, eccetera, eccetera. Che cosa fa qui il bianco? Al 99% ti farà H3. Attenzione, su questa mossa ti sorprenderà, non c'è il cambio, non c'è la ritirata, ma c'è H5. Ma come? Diamo il nostro alfiere così in sacrificio gratuitamente? Beh, non è proprio gratuitamente. Qui ci sono tante mosse buone per il bianco. L'unica che non può fare è catturare. Se cattura, c'ha la condanna a morte. Guarda qui, questo alfiere è assolutamente avvelenato. Cattura di quest'altro pedone, ora si minaccia il cavallo che deve spostarsi. Dove lo facciamo andare? Lo facciamo andare in H2, ma ora la donna può andare in H4, batteria con torre e alla prossima, non dico matto perché comunque il re ha ancora qualche via di fuga, ma la situazione è per lo più tragica. Re in E2 in questa situazione è veramente veramente tragica. Quindi, diciamo, tornando indietro di qualche mossa, non è che il bianco può permettersi. Se per esempio qui non sposta il cavallo, quindi lo dà in sacrificio, non so, qui gioca per esempio D3, assolutamente sì. Cattura, cattura di donna, c'è comunque sempre donna in H4 e l'unico modo per evitare l'entrata è dare la propria donna, si cambiano le donne e la struttura pedonale dell'arrocco è totalmente disfatto e qui il nero ha un discreto vantaggio. Quindi attenzione a questo trucco, lo fanno spesso nelle partite blitz. Sicuramente non è uno di quei trucchi che ti consiglio di utilizzare nelle partite standard a tempo ragionato, poiché insomma se si conosce o comunque se si ci pensa un attimino si sa che non bisogna abboccare a questo fantastico alfiere che è lì proprio per farci perdere la partita. Ora questo si può utilizzare nella spagnola, ma in realtà in tutte le varianti possibili in cui il re arroccato ha il cavallo in F3, ha il pedone in H3 e noi non abbiamo ancora arroccato, quindi abbiamo la torre che può supportare la donna in H4 per andare a dare matto. Anche nella scandina ogni tanto vedo fare questi trucchetti, quindi fate molta attenzione a questo alfiere che si dice che è un alfiere avvelenato e che se lo catturi sei condannato a morte. Bene, piccolo video oggi, spero che ti sia piaciuto. Lascia un commento dicendo la tua opinione su questo trucco. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!